Buonasera a tutti. Ora preghiamo insieme il Santo Rosario in questo giorno che è dedicato a questa Madonnina che molti di noi portano nel nostro cuore per ricordare quell'evento. Questo mio essere qui, voi sapete benissimo che non è per dar valore, ma per guidare come Chiesa il popolo verso Dio. Questo è il volere dell'Arcivescovo, che chiede di essere presenti come Chiesa per aiutare le anime ad arrivare al Signore Gesù, anche attraverso la mamma sua, Maria Santissima, che qui ha questo titolo particolare, data alla zona dove siamo, Lira. Facciamo di nuovo una strofa del canto mariano e portiamo la Madonnina qui sull'altare. Siamo invitati a intensificare la nostra preghiera e a potenziare la nostra sincera volontà di pentimento e di rinnovamento personale ed ecclesiale. Preghiamo oggi i misteri della misericordia. Vogliamo celebrare il perdono di Dio verso l'uomo peccatore, ma ancora bisognoso di redenzione. Nelle persone guarite nel corpo e nello spirito da Gesù Cristo, come leggiamo nel Vangelo, noi vogliamo trovare le motivazioni personali ed ecclesiali più profonde per vivere la misericordia e sentire nella nostra vita lo sguardo amorevole di Cristo, volto misericordioso di Dio misericordia. Nel primo mistero contempliamo Gesù che incontra la Samaritana al pozzo di Giacobbe. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi, ma la Samaritana gli disse:
come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Preghiamo in questa decina perché ogni giorno possiamo essere capaci di chiedere a Dio il dono dell'acqua viva, perché possa zampillare dai nostri cuori una sorgente d'acqua fresca che aiuti il nostro prossimo a non aver più sete in eterno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Dal Vangelo di Luca. Entrato in Gerico, attraversava la città, ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Preghiamo in questa vicina perché possiamo essere capaci di riconoscerci come creature piccole e fragili, bisognose dell'intervento di Dio nella nostra vita. Anche per noi oggi la salvezza è entrata nella nostra casa proprio perché siamo limitati e desiderosi di tuffarci nell'infinito amore del Padre. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Divina Misericordia, prega per noi. Maria, Madonnina di Zirra, prega per noi. Nel terzo mistero della misericordia meditiamo Gesù che guarisce il leproso. Tanto lo facciamo adesso. Dal Vangelo di Luca. Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò ai piedi pregandolo: Signore, se vuoi puoi sanarmi. Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii risanato. E subito la lebbra scomparve da lui. Gli ingiunse di non dirlo a nessuno. Va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per essi. Preghiamo in questa decina perché il nostro cuore sia disponibile ad accogliere la guida materna della Chiesa, che desidera condurci alla vera salvezza, nell'incontro autentico faccia a faccia con Dio Padre nel Paradiso, e così essere testimoni credibili del regno di Dio, come sue pietre vive e non singoli ricercatori di segni per le nostre sole esigenze personali. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo le anime, specialmente specialmente le le sue della misericordia. Maria, Madre della Divina Misericordia. Prega per noi, Maria, Madonnina di Zirra. prega per noi. Nel quarto mistero della misericordia meditiamo Gesù che guarisce un paralitico. Dal Vangelo di Luca. Un giorno Gesù sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte introdurlo, a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile?
dire: ti sono rimessi i tuoi peccati, o alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, esclamò rivolto al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. Tutti rimasero stupiti e levavano lode a Dio. Pieni di timore dicevano: oggi abbiamo visto cose prodigiose. Preghiamo in questa decina perché possiamo trovare la giusta bellezza di meravigliarci dei prodigi che Dio quotidianamente opera nella nostra vita e diventare subito capaci, glorificatori del Padre in spirito e verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco della terra, porta in cielo
Preghiamo Gesù che perdona l'adultera. Tuoi figli noi siamo, per sempre ai tuoi piedi. O Madre, giuriamo, l'amore e la Dal Vangelo di Giovanni. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Preghiamo in questa decina perché possiamo sentirci desiderosi di misericordia e perdonati da Dio per le nostre innumerevoli mancanze. Questo atteggiamento ci dia la forza di tenere a bada il nostro giudizio, perché Dio è venuto per amare, perdonare e ricondurre sulla retta via chi si è perduto e non per giudicarlo e affossarlo, come è più semplice fare dal nostro misero punto di vista. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Divina Misericordia, Prega per noi e per Maria, tutto il Madonnina cielo. di Zirra, Prega per noi. Salve Regina. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ave clamamus, exules Kyrie, ade suspiramus, in lacrimarum vale. Veglia ecco, avvocata nostra, Dios tuo, misericordiae solo, a nostro verde. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo, ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre del cielo Dio, abbi pietà di noi, Figlio Redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà
di Dio che toglie i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore. Figlio di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Ora preghiamo insieme, prego io per voi, quindi voi insieme a me, la preghiera che è stata preparata per il Giubileo della Misericordia. Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della Misericordia. Signore Gesù Cristo, Tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre Celeste e ci hai detto che chi vede Te vede Lui. Mostraci il Tuo volto e saremo salvi. Il Tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro. L'adultera, la Maddalena, dal porre la felicità solo in una creatura, fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito. Fa che ognuno di noi ascolti, come rivolta a sé, la parola che dicesti alla Samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio. Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che manifesta la sua onnipotenza, soprattutto con il perdono e la misericordia. Fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. Hai voluto che i Tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza, per sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore. Fa che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. Manda il Tuo Spirito e consacraci tutti con la Sua unzione, perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la Tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia, a Te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E non terminiamo qui, ma facciamo un piccolo pellegrinaggio per significare la nostra fede, dove vogliamo proclamare proprio la gioia dello stare con il Signore, cantando, pregando, lodando Dio e chiedendo l'intercessione di Maria Santissima. Quindi adesso ci accosteremo verso l'esterno della chiesa portando la Madonnina. Chi ha le bandiere le può collocare nel sagrato qua all'esterno, dove c'è la piccola cappellina in legno, così che quando arriveremo lì con la Madonnina verrà fatto il saluto. Poi proseguiranno loro a seguire la Madonnina e dietro tutti noi sino in fondo qua nella strada. Ci fermeremo un attimo, faremo una breve preghiera e ritorneremo qui in chiesa, dove benediremo le immaginette, ma soprattutto voi le porterete a casa e le potremo portare come ricordo di questa giornata, pregando sempre Maria Santissima che non fa male. Ci accompagni con il canto e noi ci muoviamo. Salve Maria,
Corri Rosanna, corri, corri. Sì, Samia la Dove stanno portando? le devono appoggiare Lì, vicino a quelli. Non appoggiare, aspettare che passiamo. Ma lui la salutare. Buonasera. Prego Giuseppe. Vabbè. Quanto sono andata io? Non riesco a prendere. No, le metti qua. Le metti qua in fila a loro. Madonnina. Io sono davanti. Scusate se mi trofolo qua. Saluta la Madonna. Le bandiere saluta la Madonna. Ok. Adesso dobbiamo passare in... Prego.
chiediamo a Maria Santissima che possa intercedere presso il Padre per benedire le nostre famiglie, i nostri campi, il lavoro, dove non c'è il lavoro possa assistere, confortare, consolare e aiutare i cuori di chi può, di chi potrebbe dare un aiuto, dare una collocazione, perché tante sono le persone che oggi soffrono per la mancanza del lavoro e tante sono le persone che soffrono per la mancanza del pane quotidiano. Tanti altri soffrono perché non hanno una casa. Per tutti questi noi vogliamo pregare. E la nostra fede non è soltanto avvicinarci ad una Madonna, non è soltanto pregare un santo, non è soltanto dire a Dio aiutaci, ma ognuno nel suo piccolo possa contribuire per aiutare il prossimo. E se ciascuno di noi è capace di dare una mano, di dare il proprio cuore a chi ha bisogno, allora tante cose potranno risolversi, tanti problemi potranno superarsi, ma non possiamo mai delegare tutto a chissà chi, perché quando diciamo altri devono pensarci, non ci penserà più nessuno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il sole in faccia. Come più bello secondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Infatti,
piano, senza... Questo è lo più bello. Adesso mettiti perché mettitelo tutto bene. Che forte questo gesto bellissimo delle bandiere, meraviglioso, mamma mia, faceva un sacco, che bello, che bello, che bello. Esa gratia nos done in vida e in morte, esa dichosa sorte in
adesso ci sistemiamo prima tutti e dopo continuiamo. Abbiamo tante bandiere, siamo contenti, quindi le aspettiamo. Cantiamo, possiamo cantare, Francesco? Oh, bella regina,
Preghiamo. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, benedici quest'acqua e fa che noi tuoi fedeli, aspersi da questa fonte di purificazione, otteniamo il perdono dei nostri peccati, la difesa dalle insidie del male e il dono della tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, o Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Insieme la preghiera alla Madonnina di Zirra. L'abbiamo. O Maria, o Vergine, Madonnina, proteggi la Chiesa di Cristo, il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, il popolo santo di Dio, veglia su tutte le anime consacrate al Signore, mandaci sacerdoti e nuove vocazioni al servizio dell'altare e assistenza spirituale. O Maria, ridona a tutti speranza e amore, custodisci con amore tutti i nostri bambini, assisti i nostri malati, dona la pace a noi e tutte le famiglie, e allontana ogni dubbio su di te, avvicina il popolo alla Chiesa, di Dio, fiduciosi di Dio, chiama con le nostre preghiere. O Dio, Maria, dacci la nostra santa benedizione, così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria. Di grazia, Signore, per te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Benedetto sii tu, Dio onnipotente, fonte di ogni grazia e corona di tutti i santi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, stendi la tua mano su di noi e benedici noi e queste immagini che ti presentiamo. Fa che non ci dispiaccia di imitare colei che amiamo celebrare. Così, godendo della sua protezione sulla terra, potremo condividerne la sorte gloriosa nei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, mentre passo per aspergere tutti voi con l'acqua benedetta, cantiamo un canto.
prima della benedizione finale, consegnarvi personalmente le immaginette. Ho visto qui la mamma di Don Germano Fodai, il fratello, e vi leggo lo scritto. Io, Margherita Spano, mamma di Don Germano, insieme a mio marito e tutta la mia famiglia, dono nelle mani di zia Vittoria De Runda Spuggioni, in questo caso la prendo io per le mani di zia Vittoria, una veste talare e un rosario appartenenti a mio figlio Don Germano Fodai, a suo ricordo, per essere custoditi nella chiesa della Madonnina di Zirra, perché rimanga vivo il ricordo della presenza di mio figlio il giorno della consacrazione della chiesa, il 24 dicembre 2001, da parte dell'Arcivescovo di Sassari, Sua Eccellenza Monsignore Isdro. Margherita Spano. Questo è quanto mamma Margherita vuole donare a questa chiesa in ricordo di Don Germano. Don Germano è stato un sacerdote di Sorso, è stato mio superiore in seminario quando ero al seminario minore a Sassari, e ultimamente ha fatto il cappellano per gli italiani nelle missioni nella Svizzera, e per una malattia appunto è tornato alla casa del padre. Era giovane, 39 anni, e quindi abbiamo un rosario d'argento filigrana. Quello più che un talare è un camice in chiacchierino, ma ne intendo, anche se non sei. Io vi devo dare una comunicazione, perché vi devo chiedere di pregare per me. Dovete pregare per me perché ancora non so bene tutto, però dal 1° settembre probabilmente inizierò il mio ministero come cappellano militare. Questo è stato un sogno da bambino che ho messo nelle mani di Dio, nelle mani della Madonna. Il tempo passava, sembrava quasi che ormai non dovevo fare questo, ma continuare a fare quello che stavo cercando di fare. Magari non lo facevo benissimo, però ci ho provato, e quindi adesso il buon Dio, attraverso le mani del Vescovo, mi danno questa opportunità per servire la Chiesa. La Chiesa è una, poi ognuno nei propri settori cerca di servire i fratelli e assistere le anime per portarle al Signore. Dappertutto c'è sempre bisogno di qualcuno che ci indirizzi a Dio. Grazie a voi. Questo non vuol dire che io sparisco da qui. Zia Vittoria mi ha un po' incaricato di fare il passaggio del testimone, e quindi diciamo che ho questo impegno. Adesso, e questa è la vostra volontà. Io adesso vi do solo le immaginette. Benedetti con Dio benedetto con l'acqua, e più benedizione di questa è la nostra preghiera, la nostra gioia di stare qui insieme.
Grazie a voi, buona serata e buona festa. Grazie a tutti. Salite qua, cercate di fare la fila lì.